Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Veneto alla scoperta di Cologna Veneta in provincia di Verona. Il comune dalle origini antichissime si trova a 24 metri sul livello del mare e conta più di 8.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi Cologna Veneta! Siamo all'incontro con il sindaco Manuel Scalzotto all'interno della sala consigliare e io inizierei il nostro itinerario proprio da qui, perché siamo all'interno di un salone di un palazzo importante. Assolutamente. Intanto benvenuti nella deliziosa Cologna, è una cittadina al confine tra Vicenza, Verona e Padova. Siamo oggi provincia di Verona e diocesi di Vicenza. Siamo nel Palazzo del Capitaniato, che è la sede oggi del potere cittadino e lo è stato anche nel passato sotto gli Scaligeri. Un momento di storia che ci caratterizza. Direi che la storia di Cologna però è assolutamente, oltre a legare agli Scaligeri, anche a Venezia, perché agli inizi del 1400, quando la dominante Venezia conquistò la terraferma, Cologna fu ambita sia dai vicentini che dai veronesi. I veneziani scelsero di assoggettare Cologna Veneta, che era importante per la sua grande ruralità, a se stessa, e noi fummo un'enclave nell'entroterra di Venezia, assoggettati a Sestriere del Dorsoduro, con la particolarità che la numerazione civica di questo Sestriere di Venezia, quartiere oggi, continuava qui a Cologna. E noi ne siamo abbastanza fieri e credo e spero si noti anche così passeggiando per il paese attraverso l'architettura che Cologna mostra. Facciamo parte delle associazioni delle città, dei borghi murati ed è una caratteristica che ci portiamo così con grande affetto e credo dia anche un elemento di bellezza ulteriore a questa cittadina. Abbiamo parlato degli Scaligeri, abbiamo parlato di Venezia, però Cologna fu importante anche nell'epoca dell'antica Roma e abbiamo qui un bellissimo museo archeologico. Assolutamente, Cologna deve la propria nascita da un'antropizzazione che trovò così la sua decisa affermazione proprio dando una centuriazione a delle legioni che vinsero delle importanti battaglie e quindi da lì iniziarono i primi insediamenti, tant'è che ancora oggi di là del fiume, il fiume Gua, abbiamo un'importante zona rurale che vista dall'alto ci fa ancora vedere i segni di quella centuriazione. Parlavamo del museo, un altro luogo da visitare. Assolutamente sì, oggi c'è in atto da parte del Ministero così una centralizzazione dei beni e probabilmente dovremmo anche noi offrire a Verona quelli che sono alcuni pezzi pregiati, ma questo ci permetterà di avere una visibilità anche nei piccoli musei di tutta la provincia e contiamo di averne un beneficio in termini così di richiamo e di visibilità.
Cologna Veneta, città del mandorlato. È un dolce squisito. Io non sono un grande amante di dolci, ad eccezione fatta del mandorlato, e ne sono ghiotto. Devo ancora capire se è stata proprio la tradizione a farmi venire questo appetito. A me piace dire che rappresenta un po' anche il carattere dei colognesi il mandorlato. È un dolce duro spesso, però quando lo mangi poi è molto dolce e buono. Tra le cose importanti anche Dante nella Divina Commedia parla di Cologna. Era un territorio importante, ricordiamo che la ruralità, l'agricoltura era l'economia fino alla rivoluzione industriale, e questa terra è una terra che ha una vocazione prettamente agricola, proprio per la sua così fertilità. Ma che cos'è Cologna Veneta per lei? Per me è la mia cittadina, si potrebbe definire patria, quindi come sindaco mi sento responsabile e onorato di poter aiutare a vivere meglio, speriamo, e a migliorare questa nostra bella cittadina. Lei è anche presidente della provincia di Verona, qui abbiamo tutti gli stemmi delle province italiane, quindi facciamo un invito a visitare Cologna ma anche la provincia. Nulla di più facile. Ho detto che Cologna era una deliziosa cittadina di campagna nella provincia veronese, e invito tutti a venire a trovarci e a venire a visitare Verona e tutta la provincia veronese, che è costellata di queste realtà deliziose e belle. Grazie al sindaco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo ad incontrare il parroco di Cologna Veneta. E all'interno del maestoso Duomo di Cologna Veneta incontriamo il parroco Don Daniele Vencato. Abbiamo veramente un Duomo bellissimo. Allora presentiamo la comunità cristiana di Cologna Veneta. Benvenuti intanto in questo luogo, che è il luogo dove la comunità cristiana si incontra per pregare, per celebrare. Stiamo adesso celebrando i 200 anni di questo Duomo, ma la comunità cristiana di Cologna non è solo di Cologna, perché siamo in una unità pastorale che ha 6 comunità cristiane. Noi siamo qui 3 preti, 2 parroci e un collaboratore, che viviamo insieme, siamo i parroci di queste 6 comunità. Cologna in particolare è la più popolosa, la più grande, quindi alcune celebrazioni particolari vengono fatte qui, in questo luogo. Duomo che si distingue per questo campanile monumentale. Sì, il campanile, quando appunto nel 1800, quando è stato fatto il posto di questo Duomo, c'era un castello prima. Quando è stato fatto è stato appunto abbattuto il castello e fatto questo Duomo. Un campanile che nelle intenzioni voleva, come dire, emulare quello di San Marco, ma hanno ritenuto che di dover farlo un po' più piccolo di quello di San Marco, perché altrimenti non era una cosa opportuna. Da sopra il campanile si gode una vista straordinaria del territorio. Siamo oltre gli 80 metri. Oltre gli 80 metri, 82 e qualcosa. Patrono di Cologna Veneta? È Santa Maria Nascente.
L'8 dicembre, che è la festa patronale, ecco qui Cologna è la città del mandorlato, quindi c'è anche questa coincidenza con una festa molto importante, ecco, che riguarda la società civile, insomma, ecco, l'economia, ma per noi è la festa di Santa Maria Nascente. E qui abbiamo all'interno del Duomo tante tele e la maggior parte ci riconducono a Maria. Sì, in particolare la tela centrale, che è appunto la tela su Santa Maria Nascente, quindi della Natività di Maria. So che poi in previsione c'è anche il restauro dell'organo. In previsione, ecco, proprio in occasione di questi 200 anni, vorremmo riuscire a restaurare l'organo, che è un prezioso organo, un Callido Pugina del 1800, in grossa sofferenza. Vediamo se riusciamo, anche perché non è un bene della parrocchia, è un bene artistico, è un bene di tutti. In conclusione, qual è il messaggio del parroco all'unità pastorale, alla popolazione? Noi qui stiamo vivendo un momento anche di grande partecipazione dei laici. Vorremmo, come preti, che le comunità cristiane non fossero solo dei preti, ma fossero di tutti. E quindi che tutti si sentissero veramente partecipi della vita della comunità cristiana, perché è così, nel senso che sia che ci sia il prete, sia che non ci sia il prete, la vita della comunità cristiana deve andare avanti. Grazie parroco, e quindi noi chiudiamo con il suo invito e continua il nostro itinerario alla scoperta di alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Cologna Veneta. Locale storico di Cologna Veneta con Luca Trevisan, lo chef Luca Trevisan, andiamo a presentare i piatti della tradizione e gli altri prodotti tipici del territorio. Certamente sì, siamo qui a Cologna Veneta, un piccolo paesino della provincia di Verona, all'Osteria della Torre. Un paesino in cui la storia contadina ha fatto molto, infatti sopra questa tavola vediamo molti prodotti che vengono dall'agricoltura qua dei paesi limitrofi. Partendo da un salume che potrebbe essere usato come antipasto, abbiamo la soppressa di Brenton, che ha una denominazione d'Eco. È una soppressa che viene fatta ancora molto tradizionalmente, infatti si vede anche dalle legature che è fatta ancora a mano. Sempre in quella piccola zona lì troviamo anche il Durello, che è un vino del vitigno Durella. Una caratteristica importante del vino Durello è che è molto acido, che è una caratteristica fondamentale dell'uva Durella e che si abbina appunto con la soppressa in maniera ideale. Per altri prodotti della nostra tradizione abbiamo ad esempio la Verza Moretta, un prodotto sempre d'Eco del paese di Veronella, qui a pochi passi, che la possiamo abbinare ovviamente con del salame alla griglia e della polenta, oppure come contorno è una verza che ha il manto superiore di color viola intenso. Un altro piatto fondamentale nella nostra tradizione sono i bigoli, un formato di pasta che si fa con farina e uova. Di solito la tradizione chiama che vengono fatti al torchio. Noi l'abbiamo preparato con del tastasale e del radicchio, il radicchio che abbiamo anche qui davanti a noi, che è un prodotto molto utilizzato, avendo anche dei paesi limitrofi come Robredo di Goa, che ha la produzione di radicchio molto intenso. Questo è quello di Verona, no? Questo è quello di Verona, esatto, la varietà del spadone, diciamo. Possiamo proseguire sempre con un secondo piatto, abbiamo la pearà con il cotechino. La pearà è una salsa a base di brodo e pane grattugiato, viene arricchita con del midollo di bovino, del pane grattato, appunto, del pepe e del parmigiano, e viene accompagnata di sotto con il bollito. Noi lo proponiamo con il cotechino, che è un salume che viene cotto per 2-3 ore in acqua bollente ed è caratterizzato per essere molto appiccicoso in quanto c'è la cottena del maiale all'interno. Proseguiamo con il nostro risotto all'amarone, un risotto appunto che viene fatto con il vino amarone, un vino molto importante della provincia di Verona, e possiamo concludere con il dolce. Qui a Cologna c'è un prodotto dolciario molto importante che è il mandorlato.
Qui davanti a noi abbiamo due delle tante aziende che producono mandorlato, tra cui la famiglia Garzotto, Rocco e Figli, che è la più antica produttrice di mandorlato qui a Cologna Veneta, tra cui quest'anno compie anche i 180 anni di attività. E qui abbiamo la scatola, E qui abbiamo la scatola proprio storica, che tra l'altro adesso producono anche il nocciolato, quindi lo stesso dolce cambiando la materia prima, utilizzando le nocciole anziché le mandorle. Con il mandorlato noi andiamo a proporre il semifreddo al mandorlato oppure la millefoglie al mandorlato. Sono due dolci che nel nostro ristorante si trovano tutto il tempo dell'anno perché appunto ci caratterizzano per questa particolarità nel paese di Cologna. Ed è un dolce che viene apprezzato moltissimo. Ogni anno qui c'è un'importante manifestazione, esatto, a dicembre. L'8 dicembre si fa una grande manifestazione qui a Cologna, che sarebbe la sagra del mandorlato, dove tutte le aziende che producono mandorlato preparano un loro piccolo stand nel centro del paese, ed è una sagra che richiama moltissima gente da tutti i paesi limitrofi, anche da province vicine, proprio tipico nostro natalizio. Poi qui il pasto si può terminare con il reciotto. È il reciotto che si trova in comune d'accordo con il nostro mandorlato di Cologna Veneta, appunto il reciotto o anche passito dei vini appunto che si abbinano come fine pasto, anche ad esempio magari con qualche biscotto, con qualche sbriciolona, si conclude il pasto in maniera meravigliosa. Tra l'altro voi qui siete anche enoteca, quindi come vini siete ben forniti. Sì, abbiamo parecchie etichette, sui 150 tipi di etichette, una vasta sorta appunto per accontentare tutti i palati e soprattutto per cercare di abbinare ogni vino a un piatto in maniera più giusta possibile, insomma, seguendo le richieste del cliente. Ma che cos'è Cologna Veneta per lei? Cologna Veneta intanto è il paese in cui vivo da ormai 27 anni, quindi ho tutto quanto qui a Cologna Veneta. E dopo, crescendo, si scoprono, visto anche la mia passione culinaria, prodotti che fanno sì che continui ad andare avanti, cercando di scoprirli, cercando di modificarli, creando dei piatti nuovi e mantenendo sempre le radici impiantate nella tradizione, perché la tradizione una volta che è persa poi si fa fatica a ritrovarla. Se c'è la tradizione alle spalle con prodotti così di alta qualità si ha sempre una linea guida da portare avanti. Grazie, noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Cologna Veneta. Con Beatrice Massignan presentiamo la fattoria didattica Corte delle Giuggiole. Che cosa fate qui? Sì, buongiorno signor Mario. Qui siamo una realtà ricettiva in cui accogliamo ospiti con diverse abilità, facciamo laboratori con ragazzi speciali e attività di inserimento lavorativo per ragazzi che hanno qualche problema sociale, ecco, di inclusione. So che poi recuperate dei grani antichi. Esattamente, noi infatti su una piccola parte di terreno, circa 1 ettaro, ci dedichiamo da 4 anni con un progetto con l'Università di Padova a appunto questa semina di grani antichi, tra cui il farro spelta e il grano locale di Cologna che è il grano guà. Poi abbiamo una piccola azienda agricola, seminiamo dei frumenti anche locali e la soia. Ho visto anche il grano di suo nonno. Esattamente, infatti l'anno scorso, che appunto è stata la ricorrenza di un secolo dall'arrivo del nonno in questi appunto territori, abbiamo seminato il frumento guà, che è proprio il grano locale. È un frumento antico che resiste alle malattie fungine e appunto dà una produzione, poca produzione, diciamo non tanta, ma di qualità, e lo utilizziamo anche per i nostri laboratori didattici. So che domani arriveranno dei ragazzi, no? Sì, esatto, domani mattina abbiamo proprio un laboratorio di questi, quindi faremo a breve le semine proprio con i ragazzi di una comunità residenziale, quindi li coinvolgiamo nelle nostre attività agricole. State facendo dei bei recuperi con questi ragazzi, ho visto anche il recupero di un carretto. Sì, esatto, abbiamo recuperato strumenti vecchi, antichi proprio, ci piace proprio andare a recuperare l'origine delle cose così come sono, perché nell'attività di recupero sociale e di inclusione è proprio importante andare anche a ritrovare l'originarietà delle vecchie cose. Dedicate anche uno spazio alle erbe, no? Sì, dedichiamo una parte nella vecchia concimaia, dove una volta c'era proprio appunto la concimaia. Abbiamo dedicato questa area alle erbe, tra cui appunto l'achillea, alcune erbe che servono non solo per le api, ma anche per la raccolta, per fare appunto dei piccoli laboratori di riconoscimento.
E oltre a lei qui c'è suo fratello e sua madre, no? Sì, sì, sempre in famiglia, esatto, la mamma che appunto ci dà una mano e il fratello anche lui mi aiuta. Ci sono anche le galline poi. Ci sono le galline, esatto, galline padovane, ci dedichiamo anche a questo, e poi abbiamo un piccolo alloggio. Un alloggio, ecco perché qui c'è anche una parte dedicata all'agriturismo. Esattamente, è una parte dedicata all'agriturismo, sì, quindi l'agriturismo con alloggio. Vogliamo fare un invito ai nostri telespettatori a venire Sì. qui a visitare questi territori? Certo, vi invitiamo ovviamente a conoscere Cologna Veneta nella sua storia, nel suo territorio, nella sua tradizione, non solo appunto come luogo campestre ma anche come borgo medievale. Noi infatti sempre lo facciamo conoscere come storia e come tradizione. Grazie Beatrice, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di Cologna Veneta in provincia di Verona. E qui ci troviamo nel cuore di Cologna Veneta, alla mia destra lo splendido Duomo, e con Don Raimondo Sinibaldi andiamo a percorrere il tratto della Romea Strata che attraversa Cologna Veneta, che anticamente era un'importantissima città. Certamente la via Romea Strata è un grande cammino di cultura e di fede che parte dal Mar Baltico e va fino a Roma, ma il tratto che noi stiamo percorrendo in questa zona ha un nome specifico, si chiama via Romea Porciliana, perché un console romano, Publio Porcilio, creò questa via da Roma che transitava da Verona e poi andava verso il mare Adriatico. E quindi una via molto importante di comunicazione per le merci e le persone, ma anche per i pellegrini che da qui transitavano per imbarcarsi per la Terra Santa nel mare Adriatico, ma anche per andare direttamente a Roma. Qui il percorso poi arriva a Montagnana e da Montagnana prende la via Romea Nonantolana Longobarda e arriva chiaramente fino in Toscana, e da lì a Fucecchio tramite la via Francigena si arriva fino a Roma. E anche San Francesco ha attraversato questa strada. Sì, perché San Francesco è passato di qui di ritorno dalla Terra Santa, è andato in Terra Santa nel 1219 e è tornato nel 1220. Lui era stato già a Roma e anche a Santiago de Compostela, quindi aveva fatto la terza peregrinationes maiores, e di ritorno dalla Terra Santa è sbarcato a Venezia, nell'isola del deserto, oggi chiamata Isola di San Francesco, per fare la quarantena. Da Venezia è andato a Bassano del Grappa a trovare alcuni confratelli, da Bassano è andato a Vicenza, da Vicenza a Verona, e poi da Verona ha preso la via Porciliana per dirigersi verso l'Emilia-Romagna, quindi Ferrara, Forlì, poi ha preso il Casentino, antica chiamata Valle Santa, per arrivare fino alla Verna, chiaramente luogo importantissimo dove poi riceverà pochi anni dopo le stigmate. E qui a Cologna Veneta senz'altro i pellegrini della Romea Strata facevano una sosta. E certamente era una sosta, perché siamo a circa 25-27 km da Verona,
che è il percorso che si fa praticamente in una giornata, quindi trovavano rifugio in alcuni ospizi Ospitalia che hanno presenti qui nella zona, anche in un paese qui vicino a Pressana dove erano presenti i cavalieri templari, quindi avevano un ospizio e un'ospitalia per i pellegrini, quindi era un luogo importante di tappa dove sostavano, si rifocillavano, dormivano e poi chiaramente ripartivano. Se c'era bisogno chiaramente venivano anche curati. Don Raimondo, dobbiamo sempre ricordare il sito della Romea Strata per tutti gli approfondimenti. Sì, per chi volesse saperne di più sulla lunghezza del percorso, le accoglienze, i luoghi di ospitalità, gli alloggi, i chilometraggi, eccetera, eccetera, si deve guardare www.romeastrata.org. Grazie a Don Raimondo Sinibaldi, buone passeggiate a Cologna Veneta in provincia di Verona. Per tutti gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana, quindi buone passeggiate in Veneto e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!